Primo Levi per l'analisi del testo, le foibe per il tema storico, il ruolo dei giovani nella politica, piacere e piaceri da Botticelli ad D'Annunzio per l'artistico letterario. Sono queste le tracce del tema di italiano proposte per la maturità 2010. Ma anche gli UFO sbarcano nella maturità. Per la prova di italiano gli studenti hanno avuto anche a disposizione il titolo Siamo soli per il tema tecnologico. Il tema di attualità è stato dedicato quest'anno al ruolo della musica, con tanto di citazioni di Aristotele, mentre per l'ambito socio-economico i candidati sono stati invitati ad esprimersi sulla ricerca della felicità. L'esame di maturità 2010 quest'anno vede coinvolti 500.000 di candidati, suddivisi per oltre 28.000 classi. Alle ore 8:30 in punto i 14.000 presidenti di commissione hanno aperto le buste, rigorosamente chiuse con ceralacca dai tecnici del Ministero dell'Istruzione, contenenti le 5 tracce della tradizionale prima prova di italiano. Gli studenti hanno potuto scegliere tra analisi del testo, saggio breve, in genere il più gettonato, articolo di giornale, tema storico e tema d'attualità. Dalla lettura delle tracce hanno avuto 6 ore di tempo massime per produrre l'elaborato. Sono 4.662 complessivamente gli studenti delle quinte classi della provincia di Agrigento, assistiti da 127 commissioni. Nella sola Favara 327 i maturandi. Tanta l'attenzione che si leggeva sui volti dei giovani studenti, le occhiaie nascoste dagli occhiali da sole a causa della notte insonne in vista dell'impegno di oggi. Il tuo stato d'animo in questo momento? Ma stamattina mi sono svegliata tranquilla, adesso sono completamente agitata. Ma l'attenzione non era solo per gli studenti, ma anche per diversi genitori che hanno atteso i propri figli all'esterno dell'istituto scolastico. Come ha passato sua figlia la notte? Apparentemente tranquilla, ma dentro si vedeva che stava male. Mentre invece tutto l'iter di avvicinamento ad oggi? No, tranquillo, tranquillo. Ha studiato regolarmente, anche perché dico, una ragazza che durante tutto il quinquennio ha studiato, quindi... Ma l'emozione degli esami si sa. In linea con quanto accade da alcuni anni, il Ministero dell'Istruzione ha emanato delle rigide indicazioni che gli oltre 140.000 commissari sono tenuti a seguire. Tra i banchi dei candidati non devono esservi telefonini, dispositivi digitali o diavolerie tecnologiche attraverso cui poter comunicare all'esterno o scaricare online contenuti utili alla stesura del tema. Come prassi, alla prova di oggi seguirà con sole 24 ore di distanza quella del secondo scritto. Ogni tipologia di corso sosterrà una prova diversa, ad esempio greco al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al liceo linguistico. Venerdì 25 è in programma la terza ed ultima prova scritta, il cosiddetto quizzone, a risposte chiuse o aperte, particolarmente temuto dagli studenti, preparato direttamente da ogni singola commissione. Si tratta della verifica che il Ministero Gelmini ha nei giorni scorsi dichiarato di voler sostituire con una prova standardizzata preparata dall'Invalsi, in linea con quanto già accade in occasione degli esami delle medie da un paio d'anni e soprattutto con le indicazioni provenienti dall'Unione Europea. Poi, dalla prossima settimana, si svolgerà l'ultima verifica, il colloquio orale.